La vulnerabilità nel veneziano ha il volto dignitoso e nostrano degli anziani, dei lavoratori in cassa integrazione, dei precari, delle famiglie che si separano. Una debolezza nuova, tutta economica, che colpisce fasce di popolazione strane alla condizione di povertà, ma che pur tuttavia ormai devono fare i conti con l'impoverimento. Situazioni in cui bastano una visita medica o piccoli imprevisti casalinghi per pregiudicare una vita. Eppure, proprio per questi inconvenienti, il Comune di Venezia, assieme ad ACLI, Caritas, Auser e Banca Etica, ha messo in piedi una rete di aiuti, strumenti e opportunità che ormai dal 2005 costituiscono una reale sussidiarietà per coloro che attraversano difficoltà, ma spesso rimangono inutilizzati proprio da questi ultimi, disabituati a chiedere aiuto. Uno dei problemi che li rendono più deboli degli altri è che non hanno nessun tipo di conoscenza di percorsi di aiuto. E quando si affacciano, devo dire per la mia esperienza della nostra Caritas, li troviamo imbarazzati, impacciati e alle volte senza sapere cosa chiedere. Qualcuno dice: sono venuto a lei ma non so cosa chiederle. Tra gli interventi messi in campo dai vari soggetti coinvolti nella rete di solidarietà contro l'impoverimento, 2123 sono state le domande per ottenere un bonus energetico, 500 le famiglie che hanno chiesto aiuto tramite la Family Card per fronteggiare la quotidianità, 54 i microprestiti e oltre un centinaio gli aiuti per situazioni di indebitamento. In totale un fondo di oltre 800.000 euro a disposizione, anche se la novità è un nuovo impegno, quello dell'asset building. È un'esperienza che rivolgeremo ad un gruppo di famiglie della nostra città, consisterà nell'orientarle ad un progetto di risparmio responsabile che verrà premiato nel momento in cui, con un fondo particolare specifico da parte dell'amministrazione, nel momento in cui questo risparmio sarà effettivamente realizzato e l'obiettivo raggiunto. Questo con lo scopo di responsabilizzare rispetto alla spesa da un lato e nell'altro di sostenere le famiglie oggi in una difficoltà reale, una difficoltà pesante.